Perché sostanzialmente mancano infermieri nelle case di riposo? Vanno altrove? Cioè qual è il problema? Ripeto, allora, l'occasione della pandemia è che mai nessuna azienda sanitaria aveva svolto un numero di concorsi tali per reclutare personale in maniera massiccia come è stato adesso. Pensiamo solo alla campagna vaccinale, solo l'ospedale di Vicenza ha bisogno di 140 infermieri per fare la campagna vaccinale, quindi voglio dire già lì i numeri insomma sono, voglio dire, 140 infermieri li assumevamo in 3 anni. Con questi numeri è ovvio che i dipendenti delle case di riposo sono passati verso le strutture sanitarie. Primo, c'è un problema retributivo ovviamente, cioè passano anche per una migliore retribuzione, ma poi passano anche per un miglior sviluppo di carriera. C'è un problema di fondo. Questo è un paese che ha 5,8 infermieri per 1000 abitanti contro i 13 della Germania, Francia, 11, Lussemburgo, Belgio, Inghilterra e Spagna. Quindi si fa presto a capire che c'è una sproporzione tra la domanda e l'offerta. Questo è il dato basilare. Non avere gli infermieri a disposizione noi, oggi a fronte di 4.000 infermieri ne abbiamo meno di 2.000, vuol dire che noi nel rapporto che abbiamo non potremo accogliere gli ospiti di cui abbiamo i posti letto, vuol dire che avremo un esubero di personale per le altre professioni. Guardate, non anticipo niente, ma ne parlerete dei possibili licenziamenti che verranno nelle strutture. Allora, perché non andare a un unico contratto? Che difficoltà ci sono? Deve andare a un'unica contrattazione in cui i livelli retributivi di chi lavora in una casa di riposo piuttosto di chi lavora in un ospedale siano simili, uguali. Noi applichiamo le regole che si danno alle organizzazioni sindacali nelle firme dei contratti. Tanto esatto. Per metterci un attimo d'accordo. Che le lasciano molta libertà nella contrattazione integrativa. Mettetevi d'accordo prima tra di voi. Che le lasciano molta libertà nella contrattazione integrativa. Tra di voi prima. Che voi fate finta di non vedere. No, facciamo finta di non vedere, c'è il lavoro. La contrattazione integrativa fate finta di non vederla.